perché l'atmosfera giusta ci vuole. Poi c'è stato anche Claudio Borghi Aquilini, che sappiamo ha una predilezione per Mozart, e poi ci manca tantissimo il Giulio Cainarca in rassegna stampa, quindi ogni tanto ci vuole un'ovazione. Giulio, Giulio, avete sentito? Strage di Erba, diciamo cose che nessuno vuole più dire. Manca un po' di coraggio, solo noi, solo noi. Buongiorno, buon mattino, Sammy Varin, Potere al Popolo, 3 minuti dopo le 11. Sì, 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 nella nuova programmazione, nel nuovo palinsesto di Radio Libertà, Sammy Varin 7:30, 9:30, poi l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi l'ospite e molto spesso lo stesso condirettore Giulio Cainarca con la sua nuova trasmissione Auto da Fe, che avete sentito contiene sempre ospiti particolarissimi con aspetti meno quotidiani, che non esistono magari sui giornali in edicola, che ci sarà un motivo, ma che vanno assolutamente tenuti d'occhio e noi lo facciamo. Potere al popolo dalle 11 a mezzogiorno, si torna a parlare di territorio, molto spesso con ospiti regionali, con artisti, ma soprattutto con le vostre telefonate allo 0292947222. Tra pochi minuti apro le linee e i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Mamma mia, quanti ne avete inviati! Ve ne leggo qualcuno? Io sono convinta che l'afflusso di migranti sia collegato in modo non episodico con la sinistra e che la sinistra lo regoli addirittura in base alle sue esigenze politiche. Ad esempio, per dimostrare che la destra al governo non riesce a ridurre il fenomeno, perché il fenomeno è eterodiretto e questi non sono sprovveduti, hanno tutti smartphone e GPS. La buona notizia è che tutti i popoli europei si sono stufati ampiamente di questi giochetti. Non so chi sia questo ascoltatore o questa ascoltatrice che scrive questa meditazione che ci fa molto meditare. Oh, tutti arrabbiati con Fabio Volo perché ha detto ancora una volta quella battutina dritta e ritrita, che fantasia. Non sapeva proprio che cazzo dire su Matteo Salvini che non ha mai lavorato, eh? Fabio Volo è un po' che non si vede. Per caso ha scritto un nuovo libro e ha bisogno di pubblicità? Scrive Carmen. E ancora, arrivavano in 30 con un gommone. Vuoi che non ci stiano in 16? No, 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 adesso ne arrivano solo 16, è chiaro, hanno raccattato questi, è chiaro che adesso le ONG ne raccatteranno tantissimi, ma li porteranno a Lampedusa. Mi sa che litigheremo con qualche ONG, vi viene in mente anche voi? WhatsApp a go go al 340 6709 659. Volete capire che non possono ammettere, a proposito della strage di Erba, che questa sentenza è politica perché crollerebbe tutta la sinistra. Urca! Luciana, è talmente lapalissiana la volontà di certi magistrati nel non voler riconoscere l'errore di valutazione e quindi fare atto di umiltà con un bel passo indietro che li farebbe assurgere a uomini retti e giusti, quale caratteristica obbligatorio di chi amministra la giustizia, che mi chiedo come sia possibile che non si muova chi copre un posto gerarchico al di sopra di costoro che li induca a correggersi. Poi, come possono pretendere che si abbia fiducia nella magistratura? Spesso lo si dice per piaggeria, ma non per convinzione, pur consapevoli che ci sono comunque magistrati retti e giusti che malauguratamente finiscono nello stesso calderone di quei colleghi che rovinano la categoria. Bella meditazione della Luciana da Muggiò, caro Giulio, una vergogna nazionale, scrive qualcun altro, ma adesso dai, 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 tuffiamoci nella musica indipendente, mi manca, mi manca. È in arrivo Beppe Braga per parlarci del sito di controinformazione di Radio Libertà. Prima però facciamo un giro con la musica di un DJ che ha appena remixato una storica canzone intitolata Mi Tierra. Lui è Gianmaria Bragantini.
Roba buona e come al solito roba introvabile sugli altri canali. Lo so, il Sammy Varin c'ha la mania degli artisti indipendenti, quelli territoriali. In questo caso, signori, Gianmaria Bragantini con Mi Tierra, una nuova veste Latin House di questa hit di Gloria Estefan targata 1993. Gianmaria Bragantini arriva da Tremolini a Borghetto sul Mincio, in provincia di Verona, e qui ci manda un saluto ricordando il suo pezzo. Sentiamo l'audio. La canzone Mi Tierra, in questa mia nuova versione house di Gianmaria Bragantini DJ, parla di un sentito omaggio alla propria terra e al profondo legame che si prova con le proprie radici. Parla dell'impatto che la terra ha sul loro essere in assenza della loro presenza. Questo esemplifica l'intimo rapporto tra una persona e la sua terra. Spero vi piaccia. Cavolo, e quando ci parli di terra, di territorio, di tradizioni, complimenti al DJ Gianmaria Bragantini con Mi Tierra. Trovate tutto quanto sugli store digitali o semplicemente su YouTube. Con il buon mattino rinnovato, la voce di Sammy Varin apre le ostilità. Certo, potere al popolo in versione anticipata in questa mattinata serve anche per commentare le notizie del giorno, e allora grazie a Francesco, che salutiamo e ringraziamo in regia, siamo pronti anche a sentire le vostre voci. Chi vuole entrare in onda può chiamare 0292947222 o inviare un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Cosa bolle in pentola lo sapremo tra pochissimo anche attraverso il sito internet di Radio Libertà. Lo sapete, la nostra radio, è una televisione, perché siamo in onda sul canale 252 in tutta Italia, ma anche un sito internet di controinformazione, radiolibertà.net. Qui trovate molto spesso notizie che non vengono prese in considerazione dagli altri canali, o come ve le raccontiamo noi, non ve le racconta assolutamente nessun altro. Intanto però vediamo la noia dei consueti siti internet. Perché? Perché c'è la Meloni che sta parlando al Senato, la Repubblica lo mette proprio in apertura. Appello all'unità, suffitto in Unione Europea. Lo abbiamo fatto anche noi con Gentiloni. E sui migranti attacca Sea-Watch, a parte che non si capisce niente da questo titolo, però avete capito più o meno il succo. Per capire meglio andiamo sul Corriere, vediamo se qua il giornalista aveva un po' più voglia di essere chiaro. Meloni in Senato sull'attacco a Unifil, ingiustificabile l'atteggiamento di Israele. Sul fronte manovra, oggi Consiglio dei Ministri, cuneo, bonus, flat tax. Esce la classifica dei redditi dei parlamentari, santa polenta, domani in rassegna stampa avrò da dire tutti i soldini che guadagnano. Vediamo. La premier Meloni guadagna 500.000 grazie ai suoi libri e 5 volte più di Salvini. No! La Meloni ha sorpassato Salvini nella vendita dei suoi libri. Com'è possibile? Non c'è più religione. La premier passa da 293.000 euro a 459.000 euro. Il leader della Lega ha venduto le sue azioni di A2A, Enel e Acea. No! Sapete che faccio? Sospendo le trasmissioni e mi collego con il sito di radiolibertà.net. Dove devo guardare? Qui. È con noi. Ecco perché qui, non capivo. là, su, giù. Questa. Questa qua, ok. Sono le telecamere, dammi la 1. Dammi la 1, dammi la 2. La 2, la 3, dagli dammi tutto. La 1, Beppe Braga, è lui che coordina. Buongiorno a tutti quanti. Come va? Mi sei mancato un trionfo, in questi giorni. Come al solito. Sai, sono giorni, vedi, abbiamo tante novità, tante cose, c'è un cambiamento. E ci sono tanti cambiamenti, tante robe. D'altra parte. Ma tu ci sei sempre. Io dietro le quinte ci sono sempre. Perché internet, il sito di Radio Libertà, funziona sempre dalla mattina alla sera, sempre aggiornato con nuove notizie e con quelle notizie commentate in un modo che gli altri non lo fanno. Che cosa bolle in pentola? Ma intanto stiamo implementando il sito con nuove cose, no? Avremo nei prossimi giorni, vi diremo anche nuove rubriche che ci sono, ma la rubrica nuova più importante che c'è è Auto da Fè del condirettore Giulio Cainarca.
che ha esordito ieri con un nuovo ordine mondiale contro l'ordine mondiale, che è anche un programma un po' un programma del programma, ecco, diciamo così, ecco, dove Facciamolo vedere, facciamolo vedere. facciamolo vedere. Un nuovo ordine mondiale eccolo contro qua. l'ordine mondiale. Esatto, dove Giulio Cainarca fra l'altro spiega perché auto da fè, no? Perché molti se lo chiedono, insomma, perché ha scelto, questo? Allora, auto da fè intanto è il titolo di un importantissimo libro di Elias Canetti, premio Nobel per la letteratura nell'81, che è un'espressione portoghese, di origine portoghese, che significa atto di fede. Praticamente era la proclamazione pubblica della sentenza dell'Inquisizione spagnola contro gli eretici. Dopodiché l'alternativa era la biura e la condanna. Poi dopo, per estensione, questo termine finì col definire anche l'esecuzione materiale sul rogo e anche tutte le cerimonie di accompagnamento. E questo è un valore simbolico, no? Perché gli eretici sono quelli che non la pensano come la pensa la maggioranza di quelli che pensano giusto, e generalmente se la passano male. Ora, noi siamo noti per non pensarla come la maggioranza che la pensano giusto, quindi eretici siamo, e quindi meritiamo a l'auto rischio da fè. di auto da fè, ecco, Esatto. costantemente. Ecco, va bene, per farle breve questo. E il primo ospite che ha avuto il condirettore Giulio Cainarca è stato un esperto di attualità, economia e geopolitica, Riccardo Ruggeri, che è stato un amministratore delegato di molte aziende Fiat, dopodiché poi è diventato editore, scrittore, fondatore di un'iniziativa giornalistica online che si chiama Zafferano.news. E lì hanno parlato di Israele, le forze e le debolezze, no? Putin che non può usare l'atomica, però la potrebbe dare anche qualcun altro, no? E qual è il ruolo delle multinazionali nei conflitti, la possibilità di pace oltre che l'essere un time out fra due guerre, no? E anche sul fatto che le auto elettriche non le vogliono neanche i ladri. Comunque ascoltatela, perché è sempre i ladri, interessante, signori, sì. Non c'è più religione neanche per le auto elettriche, esatto. Poverine, nella nessuno puntata, le vuole. esatto. Ma a me se me la danno gratis un girettino ci faccio, Vabbè. No, e nella puntata di oggi sta pensando male. No, io mai, giammai. E nella puntata di oggi dà il via a una serie di riflessioni e di analisi e approfondimenti sul caso di Erba. E la puntata che è andata in onda questa mattina e che presto sarà sul sito. Ovviamente. Cioè, capite insomma che Giulio Cainarca non conduce più la rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30, perché in questa auto da fe fa approfondimenti assolutamente inediti. Non è la solita robaccia che trovate sui quotidiani, e quella l'ha rifilata al sottoscritto, va bene, tanto per, ma non trovate robaccia sul sito di Radio Libertà, proprio perché spesso e volentieri diciamo cose che sui quotidiani vengono dette in mezza parola, o forse non vengono neanche dette. Ad esempio, cosa si commenta, cosa viene preso in considerazione. Guarda, questa mattina è piuttosto interessante come vedono i giornali, come vede la sinistra italiana, l'accordo Italia-Albania sui migranti. Guarda, mi metto le mani nei capelli, sto cercando dove siano, ma mi metto le mani nei capelli. Mettile nei miei metti le mani nei miei capelli. Troppo capellone, veramente. Cosa succede? Cosa succede sui quotidiani in queste ore? Ma succede questo, e questa è l'osservazione di Giovanni Sallusti, il nostro direttore responsabile, che è stato fatto questo accordo, ok? E immediatamente tutti i giornali di sinistra si sono scagliati contro questo accordo dicendo campo di concentramento, è fascismo, non c'è solidarietà umana. Tutte queste belle cose, le solite, insomma, il solito refrain, no? Una delle cose più divertenti è l'editoriale su Repubblica di Francesco Bei. Anzi, questa cosa l'attacco, l'inizio di questo editoriale ve lo leggo proprio. I primi migranti sono partiti, destinazione Albania. È dai tempi di Galeazzo Ciano, ministro degli esteri, che il paese delle aquile esercita un fascino irresistibile per la destra nostrana, che ora può vantare di avere di nuovo italianizzato un pezzettino dell'altra sponda adriatica. Galeazzo Ciano nel 2024. Capite, già uno dice, ecco, non c'è bisogno di dire altro. Sono tarati. Ecco, esatto, mentre invece la partner di J-Ax è già
segretaria del Partito Democratico. Stavo pensando chi Ellie- fosse, no? eh, Dice, ecco la insomma, partner sul Ellie palco. Schlein, già. esatto, invece ha cominciato a parlare di deportazione, campi di concentramento, eccetera. Ma la giusto. cosa bella è che solo loro, cioè la sinistra italiana non si è accorta che invece la sinistra europea e quella inglese invece hanno visto come un esempio e come un modello sulla gestione dell'immigrazione incontrollata questo accordo fra Italia e Albania. Il primo è stato Keir Starmer, che soltanto un mese fa è il premier laburista del Regno Unito, però che è di stampo blairiano, ecco, diciamo che siamo lontani dalla Boldrini, ecco, che ha detto, ha chiesto tutto quanto, come funzionava, come non funzionava alla nostra premier Giorgia Meloni, dopodiché il suo commento è stato: questo è un modello, dobbiamo ispirarci. E questo, vabbè, è l'inglese. Ma la cosa più divertente è che anche Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, no, nel suo documento, nel documento con cui che ha inviato ai capi di Stato e di Governo in vista del Consiglio europeo che ci sarà giovedì, no, ha giudicato un'idea brillante il fatto di sviluppare centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. Questo invece è il virgolettato suo che ora vi cito: con l'avvio del protocollo Italia-Albania saremo anche in grado di trarre lezioni pratiche. Praticamente è un esperimento per tutti questa cosa. Praticamente, e quindi la schizofrenia definitiva sta nel fatto che gli inglesi dicono bene questo protocollo. Ursula von der Leyen, la Commissione europea, che notoriamente non è che siano proprio, no, amicissimi, ecco, del governo italiano, dicono questa è una buona idea, è un esempio da cui trarre profitto come esperimento e potrebbe funzionare, l'idea comunque è valida. Gli unici che sono rimasti col cerino in mano è stata la sinistra italiana, con Ellie Schlein e gli accoliti giornaloni, no, che ne fanno da cassa di risonanza, che continuano a gridare una cosa che non esiste più per nessuno, che si chiama fascismo, e non esiste più davvero per nessuno, neanche per i loro alleati oltre le Alpi. Quindi le Alpi sono una linea di demarcazione, no, fra il mondo e questa fantasia di fascismo. Anche questo Edi Rama, insomma, non è che sia un noto fascistone, insomma, no, da quella parte pure lui, dalla parte della sinistra. Il fatto che l'immigrazione incontrollata è un problema concreto che va affrontato più in fretta possibile, al di là di ogni retorica, e infatti si parla di sinistra pragmatica, no? Quella di lo stesso Starmer. Ecco, e questo è quanto. E dici niente, cioè questi di sinistra abbiamo capito che non vogliono fare niente, sanno dire solo no, mentre parlavi di questo centro che alla fin fine, l'hanno detto tutti, è un esperimento, una prova per cercare una soluzione migliore, mi veniva in mente l'autonomia, la stessa cosa sull'autonomia, no, non bisogna fare niente, abbiamo la possibilità di migliorare un attimo la vita dei nostri cittadini, in questo caso anche migliorare la vita di chi scappa dal proprio paese per un buon motivo e magari tagliando un po' di burocrazia si fa un po' più in fretta in questo modo. No, loro dicono soltanto di no. A proposito di autonomia, sappiamo che a mezzogiorno ci sarà la nostra rubrica Ragioniamoci sopra con Giuliano Zolin, che racconterà cose nuove riguardo all'analisi che lui fa ogni settimana, cosa che puntualmente poi troveremo in giornata anche riportato sul sito. Insomma, ragazzi, questa è controinformazione pura che da nessun'altra parte arriva se non per dire no a questo, no a quell'altro e a quell'altro ancora dico no. Ovviamente è una cosa che succede puntualmente quando ogni elemento, ogni persona che si occupa, cioè ogni personaggio di governo dice qualche cosa. Quando Salvini, per esempio, questa è anche l'apertura che abbiamo ancora questa mattina, no, ha detto la Lega è pronta a ogni iniziativa parlamentare per chiedere quanto denaro pubblico ha incassato il gruppo Stellantis negli anni, quanti lavoratori italiani sono stati licenziati o messi in cassa integrazione. Dobbiamo far sentire la loro voce. Si è levato immediatamente una serie di reazioni negative. La verità è che tutto questo è una cosa che appartiene all'antica storia italiana, che risale già agli Agnelli, no? Perché una famosa battuta di Gianni Agnelli era che il segreto era privatizzare gli utili e socializzare le perdite, no? E il direttore Giovanni Sallusti fa un'analisi
che è una cosa che fra l'altro, cioè, era anche Margaret Thatcher diceva: i soldi pubblici non sono pubblici, sono soldi dei contribuenti, cioè sono soldi dei cittadini. Vabbè, sembra una banalità, ma in verità il concetto di pubblico poi diventa evanescente, no? Sembra che siano soldi di nessuno. No, e appunto Giovanni Sallusti cita una ricerca, un'analisi, un'inchiesta che ha fatto la Milena Gabanelli a giugno scorso su cosa emergeva facendo una piccola analisi sui dati, sugli aiuti di Stato dati a Fiat, Stellantis, FCA, insomma a seconda degli anni, no? E sono venuti fuori dei numeri spaventosamente alti, no? Per cui alla fine, fra l'altro, salta fuori che per dire soltanto il dato finale, no? Che fra il 90 e il 2019 sono 4 miliardi di euro a fronte di poco più di 10 miliardi di investimenti, che vorrebbe dire che almeno il 40%, no? Viene dallo Stato, quindi da noi, è venuto dallo Stato, da noi, no? A fronte di tutto questo, e vi risparmio gli altri numeri dettagliati, è una cosa su cui anche Salvini, fra l'altro, che ha sottolineato, è che negli ultimi, dal 2021 a oggi sono stati persi da Stellantis 10.000 posti di lavoro. Erano 52.700, ora sono circa 42.700. Quindi, come dire, c'è un aumento continuo dei contributi da parte dello Stato e quindi da parte di noi cittadini, e una diminuzione dei posti di lavoro. Infatti il nostro titolo è miliardi nostri in cambio di disoccupati. Capite signori? E io che mi ero comprato una 500 qualche anno fa dicendo: "Oh, ma sì, aiutiamo un po' la produzione nazionale", poi ho scoperto che la facevano in Bulgaria o in qualche altro posto. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene così. Beppe Braga, va bene così, soprattutto va bene, e se cercate nuove motivazioni per essere più alla page con il vostro amico comunista che vi aspetta al bar questo pomeriggio, fatevi un giro sul sito radiolibertà.net, troverete degli spunti di discussione davvero interessanti. Beppe Braga coordina e noi ti aspettiamo al prossimo Continuate giro. a seguirci, perché ogni giorno adesso avremo qualche novità. Grazie a tutti, buona giornata, a presto, a domani. Grazie Beppe Braga, e naturalmente grazie a tutti voi che commentate positivamente. Lo so, e siete arrabbiati neri quando sentite queste notizie, ma mi piace fare quello che dice le cose che fanno arrabbiare. A proposito di cose che fanno arrabbiare, gli stipendi bassi degli italiani. Il Corriere ci spiega perché siamo l'unico paese OCSE dove sono scesi. I nostri stipendi scendono. Nell'OCSE siamo l'unico paese dove i salari sono diminuiti in termini reali, ma negli ultimi anni le imprese hanno reinvestito solo il 20% degli utili, il resto è andato in dividendi. Ancora, certamente, spostiamoci dal Corriere a Repubblica. Migranti in Albania, il grande bluff, a proposito di chi dice no a qualunque cosa. Adesso la sinistra si lamenta perché sono soltanto in 16 sulla prima nave. E che cavolo, quando ce ne sono troppi è perché sono troppi, quando sono pochi è perché sono pochi. E li hanno raccattati, erano solo 16, che facciamo? Stiamo in giro ad aspettare? E che cavolo, trattamenti disumani spostati all'estero perché il governo non vuole testimoni. Attenzione, la Sea-Watch già fa pissi bao bao, non vogliamo testimoni, allora mettiamo sbarre alle finestre, droni nel che aspetta i primi esiliati. La mettono giù molto pesante oggi sui quotidiani. Se vi siete persi la mia stupenda rassegna stampa, la trovate sul sito radiolibertà.net cliccando podcast. Ma adesso io mi fermo, certo, solo per qualche istante, perché torno tra pochissimo con la musica indipendente e ci verrà anche a salutare l'artista Musa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Se cercate nuove emozioni le avete trovate, perché su Radio Libertà, nella trasmissione di Sammy Varin, ogni mezz'ora vanno in onda artisti indipendenti che spesso e volentieri non girano sulle radio cosiddette blasonate. Perché? Lo ricordiamo ogni volta, perché quelle trasmettono solo artisti che pagano, e qui invece l'ingresso è gratuito, chi fa buona musica, gli artisti di qualità entrano tranquillamente a Radio Libertà e Sammy Varin ogni mezz'ora li trasmette, addirittura spesso e volentieri li abbiamo con noi per un saluto. È il caso da Firenze di Musa. Ciao! Ciao. E allora, Sento il vuoto è l'ultima canzone di Musa, che in realtà si chiama Martina Pagliai, 26 anni. Martina, prima di tutto, come va? Come va? Che combinavi? Ti abbiamo disturbato mentre facevi che cosa? Io sono le 11:34, uno magari dice sto lavorando, sto facendo da mangiare, non sto facendo assolutamente niente, sto scrivendo musica, noi siamo curiosi. Allora, penso a e la lavatrice. Lavatrice, abbiamo sentito solo lavatrice, ma abbiamo capito tutto. No, avvicinati un po' al microfono che magari non riesci a sentire abbastanza. Lavatrice, quando mi parli di lavatrice, la parte femminile di me, sai che ognuno di noi è un po' maschio, un po' femmina, a differenza delle giornate, se no che cavolo di gender fluid. La parte femminile di me mi chiama raccolta e mi ricorda: Sammy Varin, hai fatto andare la lavatrice stanotte, ricordati quando torni a casa di svuotarla. Grazie Musa per avermelo ricordato. A me piace, io con la lavatrice ci parlo, mi sento bene quando gira di notte, che costa di meno, attenzione. Poi c'è l'asciugatrice che è ancora più interessante, c'ha un brutto carattere, ogni tanto si ferma, non si capisce cosa voglia fare, riparte, non parte. Tu Musa, hai anche tu un rapporto con la lavatrice? Sì, anch'io ho il rapporto con la lavatrice. Fortunatamente sì. Importante, anzi faccio l'appello a tutti voi, ragazzi miei, almeno una volta, parlateci con la lavatrice, perché si offende sta cosa che voi mettete dentro la roba, schiacciate e andate via. State un po' lì a guardare questa roba che gira, gira, gira. Ma cosa sto dicendo? Mi dicono niente, e mi sono lasciato portar via dalla lavatrice. Martina, parlaci di te, perché tu in questo pezzo Sento il vuoto, ti fai portavoce davvero di cose che succedono veramente a tutti quanti, ma gli artisti, quelli famosi, quelli fighi, e loro parlano sempre delle solite le cose che scontate. Gli artisti indipendenti non sono scontati, gli artisti indipendenti raccontano le vostre storie partendo dalle loro. E tu in questo pezzo, Sento il vuoto, ti sei fatta portavoce di una storia di vita che ti ha intristito per un certo periodo e che giustamente ti ha bloccato, ti ha fermato, ma poi hai saputo reagire, magari grazie proprio a una persona che non si è arresa e ti ha voluto stare vicino. Ma lascio raccontare a te. Musa. Allora sì, il mio nuovo brano è un brano sempre autobiografico che parla di una parte della mia vita in cui ho subito un grande dolore e tante persone, oltretutto al giorno d'oggi, vedo, sento, forse perché l'ho vissuto io in prima persona, quindi ne sento tante di perdite personali e e niente, quindi ho voluto un attimino parlare di questo argomento, anche perché sono riuscita ad aprirmi fondamentalmente nella musica. È stato un mio punto di forza. Non parlandone, perché comunque capisco che non sono argomenti facili, sono argomenti delicati per ognuno di noi che vive una cosa del genere. Quindi mi sono, diciamo che è anche stato nel male, ma è stato proprio questa situazione a spingermi a voler dare di più nella musica. Quindi niente, io con questo brano voglio far capire che c'è sempre una luce in fondo al tunnel, nonostante il dolore che
assicuro che non passerà mai, 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 e non dimenticheremo mai quello che è successo. Dobbiamo imparare a conviverci, solo questo. Poi ci sarà sempre, io ho passato un periodo della mia vita in cui quel periodo lì in cui non mi amavo, avevo smesso di amare me stessa, che è la cosa peggiore che ognuno di noi possa fare nella vita. Avevo smesso in gran parte di credere nell'amore, perché comunque sì, avevo perso, la persona che amavo, però mai dire mai, come mi dicevano sempre tutti, mai dire mai, comunque sei giovane, effettivamente è vero, ma non è solo l'età, può succedere a qualsiasi età, ehm, perché so anche di persone molto adulte, di parlo di comunque si va verso i 60, 70 anni, che si sono innamorate. Diciamo che è stata anche un po' la nonna a spingermi a dire: "Vai, che sei giovane, vai, che comunque sia è capitato nel momento sbagliato, ma allo stesso tempo forse il momento giusto". Effettivamente era vero, perché questa persona che poi è capitata dopo, mi ha aiutato tanto, mi ha ridato il sorriso, mi ha capita e ha accettato la cosa più bella che potesse fare, è accettare la situazione a 360 gradi, cosa che nessun altro o comunque in pochi farebbero. Quindi diciamo che questo brano parla proprio di questo, E di un nuovo capitolo della propria vita. Musa, io ti ho ascoltato e ti sto ascoltando veramente in silenzio perché ti dobbiamo ringraziare, ecco, per questa tua, confessione che è un po' la nostra, perché ci siamo passati tutti quanti da, un grave lutto, un qualcosa che, ci ha fermato completamente e poi ricominciare a vivere, ricominciare ad amare noi stessi e ad amare gli altri, a volte sembra impossibile. Bisogna trovare un appiglio, tu l'hai trovato ad esempio nella musica e voi ascoltatori dovete trovarlo in qualunque altra situazione che intorno a voi c'è, dovete soltanto guardarla con occhi più attenti quando sarete pronti. È chiaro, è normale e umano chiudersi in se stessi e crogiolarsi nel proprio dolore, ci può stare, ma a un certo punto vi svegliate la mattina e dovete guardare il mondo coi vostri occhi e dire: "Io ci voglio ancora stare in questo mondo, voglio ancora, combattere per questo, per quel motivo". Anche ascoltando la nostra radio, signori, ne trovate di motivazioni per cui combattere e ricominciare. Ricominciare a fidarsi di questo mondo, che è forse la cosa più difficile, fidarsi di questo mondo, ragazzi miei, con quello che circola in giro. Però Musa, Martina Pagliai, ci ha dato il suo esempio e sei un esempio in questo momento per, tanta gente che magari, ha perso un po' le speranze. E noi ricominciamo e lo facciamo insieme, ascoltando magari, quella musica, quegli artisti che non sono scontati, che non dicono le solite cose, guarda un po', come quelli che girano sugli altri canali. Martina Pagliai, in arte Musa da Firenze. La canzone si intitola "Sento il vuoto", provatela a riascoltare e vedete se non parla anche di un pezzetto della vostra vita. Musa, quali sono i tuoi programmi? Cosa bolle in pentola? Che cosa vorresti cantare prossimamente? E soprattutto mi stanno scrivendo in questo momento, perché uno scrive Musa, su Google e viene fuori di tutto. Quindi attenzione, cosa scrivere per cercare l'artista Musa? Allora, i prossimi progetti saranno nuovi brani ovviamente, diciamo che ora cioè, tendenzialmente è tutto autobiografico. Sto sperimentando sempre un'autobiografia, ma allo stesso tempo no. Parlo anche un po' della vita delle altre persone, un po' delle cose che nessuno parla effettivamente, stati d'animo, incomprensioni,
il non sentirsi bene con noi stessi, sminuirsi quando poi spesso succede che le persone sminuiscono te, ma te ne devi fare un punto di forza, non ti devi buttare giù. Tutte le cose diciamo tutte le cose ci succedono, bisogna sia quelle belle che quelle brutte farne un punto di forza, perché ci insegnano. Quindi diciamo il prossimo brano sarà un brano un pochino più particolare e spero di anche questo arrivi a tante persone, spero che, le persone si rivedano in questo brano, perché comunque io cerco sempre di aiutare. Poi altri progetti, sì, ci saranno probabilmente dei talent, oltre che a quelli che ci sono attualmente in ballo come il Tour Music Festival, ora sto aspettando dei risultati. Ho partecipato anche a Sanremo Trend, a Una voce per l'Europa, Amici nel 2021, ho fatto il provino e poi come tutti sappiamo noi artisti prima di tutti abbiamo avuto delle porte chiuse in faccia, ma con ciò non ci arrendiamo. Ma ci Quindi mancherebbe, anzi, questo è uno sprone continuo perché, ribadisco e disco quello che trasmette l'artista musa, non gira facilmente negli altri artisti che preferiscono dedicarsi a violenze, stupri, sparo alla polizia, spaccio droga, vado in giro col macchinone e tutte queste storie che purtroppo poi dopo entrano nelle menti dei giovani e dei meno giovani e poi qualcuno si lamenta che succedono cose drammatiche. Martina, dove troviamo la tua musica? Chi vuole scaricare legalmente la tua musica? Chi vuole seguirti? Cosa bisogna scrivere su Google? allora, mi trovate su Google come Musa, poi su tutte le piattaforme Spotify, il Tidal, Amazon Prime Music e tante altre, mi troverete come Musa, troverete Spezziamo ogni ostacolo e Sento il vuoto, che è quella attuale, e su Instagram mi trovate come Musa Artist Music e su Facebook Martina Andrea Pagliai. E vai. Complimenti Martina che ha osato parlare di se stessa, senza giri di parole e ripeto, parlando di te hai parlato veramente anche di noi. Oh, se passi da Milano ci vieni a trovare, ti aspettiamo. Volentieri, volentieri. Grazie, Musa da Firenze. Buona musica, alla prossima. Ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Oh là là, quanti complimenti per la Martina. Beh, è giovane, ha 26 anni, però ripeto, mi è piaciuta perché è stata coraggiosa. Sono quelle robe che non si raccontano facilmente quando hai un lutto nella tua vita e non riesci più a riprenderti. Lei è riuscita a farlo in un pezzo poi anche molto ballabile. Sento il vuoto, lo trovate facilmente su YouTube. Un quarto d'ora a mezzogiorno, Sammy Varin e Potere al Popolo in versione anticipata, lo ricordiamo, certo, questa dovrebbe essere la fascia di Pierluigi Pellegrin, che però ha preso la mia e quindi sarà in onda dopo le 12:30, mentre Sammy Varin vi ha svegliato presto quest'oggi in rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30 e poi torna in onda dalle 11 a mezzogiorno con la mia trasmissione che contiene un po' di tutto, dalle argomentazioni territoriali al Segui la Lega, agli ospiti, artisti, registi, scrittori, tutti sconosciuti. Se sei famoso io non ti ospito su queste frequenze. Ogni tanto faccio degli strappi alla regola, ma solo raramente. Intanto però l'appuntamento con il Segui la Lega, gli appuntamenti da non scordare targati Lega che potete inviare anche qui direttamente tramite WhatsApp al 340 6709 659. In questo caso buongiorno a chi ci invia. Come le elezioni americane possono creare ricadute sulla nostra attività quotidiana.
Ullala! Direi che sono tutti lì a guardare le elezioni, è vero, persino l'Iran e Israele sono lì che decidono se bombardare qui o bombardare là perché non vorrebbero influire sulle elezioni americane. Siamo a questo punto. Interessante argomento, come le elezioni americane possono ricadere sulla nostra vita quotidiana. Se ne parla questo venerdì 18 ottobre alle 18 alla Biblioteca Civica di Biella, con la presentazione del libro La visione di Trump. Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, consigliere di amministrazione della Fondazione Medor, ha insegnato studi strategici presso la LUIS. Se siete in zona, questo venerdì, ore 18 a Biella, presso la Biblioteca Civica, si parla di elezioni americane, si parla naturalmente di Trump e sicuramente, purtroppo, si parlerà anche della guerra in Medio Oriente. Noi stiamo con Matteo Salvini, è uscita ufficialmente certamente l'appuntamento, la vignetta, l'annuncio e soprattutto da cercare sul sito legaonline.it la segnalazione che chi potrà ci andrà a Palermo questo 18 ottobre dalle 10 in piazza Politeama. Vieni anche tu in piazza. Chiaramente ci saranno senatori, deputati, dirigenti della Lega, ma anche molta gente comune, questo venerdì 18 ottobre a partire dalle ore 10 in piazza Politeama. Ed è chiaro che si parla del processo a Matteo Salvini e vediamo come andrà a finire, soprattutto perché se processano davvero Matteo Salvini, se lo condannano è come se condannassero le nostre idee, quelle della Lega e quelle di molti che magari la Lega non hanno votato, però dicono ok, però basta con questa invasione, basta con sta storia che gli scafisti decidono chi deve entrare nel nostro paese. Tra le locandine che girano in queste ore su internet, anche questa, la proposta di Salvini di tassare gli extra profitti delle banche, e mancano poche ore e sapremo se questa cosa sarà davvero operativa oppure no. Sei d'accordo? Abbiamo lanciato anche noi qui a Radio Libertà questa domandina. Il 70% degli ascoltatori sono favorevoli, i contrari 30%. Così scrive affariitaliani.it. Tutti d'accordo di tassare le banche. Chiaro che poi ci guardiamo un attimo in faccia e diciamo non è che adesso ci chiedono soldi le banche a noi poveri correntisti, punto di domanda. Meditiamo, gente, ma soprattutto segniamo in calendario che sabato 26 ottobre, quindi non questo, il prossimo, si celebrano 2 anni di governo Meloni e soprattutto se ne parla con un incontro a porte aperte organizzato dalla coalizione di centrodestra proprio per parlare dei risultati di 2 anni di governo. L'Italia torna a correre. A Milano, Auditorium Gaber, Piazza Duca d'Aosta. Sabato 26 ottobre dalle ore 10 ci saremo tutti, quindi dalla Meloni a Forza Italia, a Noi Moderati, all'Unione di Centro, alla Lega. Appuntamento Milano, Auditorium Gaber, sabato 26 ottobre a partire dalle ore 10. Si celebrano 40 anni di Lega con la cena Alte Groane, tra gli ospiti Massimiliano Romeo. Buon compleanno Lega Lombarda, venerdì 8 novembre a cena al Major Bar Bistro, via Campaccio 6, Lega Ceriano Laghetto, siamo in Brianza. Contattate chiaramente la sezione per saperne di più. No al gender nelle scuole, né ora né mai. Il grandissimo Rossano Sasso, più sesso meno sasso, registravano i cartelli l'altra settimana dei nostri amici ben pensanti di sinistra. Sasso ha lanciato una petizione. Fuori l'ideologia gender dalle scuole e dalle università. Cercatela facilmente su change.org. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, ci mancava
Roberto Vannacci. Il generale Vannacci arriva domani, mercoledì 16 ottobre alle 20:30 a Sarzana, in Liguria, con Stefania Pucciarelli, ma soprattutto per fare il tifo per Bucci presidente. Lo sapete, si vota domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Domani, mercoledì 16 ottobre, ore 20:30 a Sarzana, Hotel Santa Caterina Sala Leonardo, arriva il generale Vannacci. Mentre questa sera chi ci segue da Varese ha un appuntamento assolutamente imperdibile con Max Ferrari, storico direttore di Telepadania, vi ricordate? Questa sera Max Ferrari presenterà il suo report su Europa 2030, immigrazione, demografia, sicurezza e identità. Se siete di Varese o siete in zona, questa sera ore 21, Piazza del Podestà 1, Varese, storica sede della Lega a Varese. Max Ferrari presenta il suo report sull'immigrazione e sulla sicurezza. Come vedete, appuntamenti assolutamente non scontati che difficilmente trovate su altri canali e che Sammy Varin vi trasmette, ringraziando naturalmente chi me li fa avere tramite WhatsApp al 340 6709 659 o naturalmente anche attraverso i social. Sabato 26 ottobre, qui siamo in provincia di Torino, a Giaveno. Bentornata Sangon Fest alla Bocciofila, Circolo del Pasquè in via Carducci 6, sabato 26 ottobre, appuntamento importantissimo per parlare di autonomia regionale. Avete visto come l'autonomia viene dipinta come la morte nera per il centro e per il sud Italia. Dobbiamo fare più informazione. Alle 18:30 di sabato 26 alla Bocciofila di Giaveno, Torino, un dibattito sull'autonomia regionale con Enrico Bussalino, che è assessore regionale proprio alle autonomie, Riccardo Molinari, segretario regionale della Lega Piemonte e capogruppo alla Camera, e alle 20:30 la cena con gli interventi dei politici, tra questi anche la grandissima europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri. Se siete in zona, sabato 26 ottobre, Giaveno, Torino, bentornata Sangon Fest. Cos'altro? 40 anni di grande amore. Festa della Lega Bergamasca tra passato, presente e futuro. Ullala! Idee, programmi, identità, futuro. Ragazzi, siete in zona? Bergamo? Mercoledì 30 ottobre, la festa di Palazzago, Palassac, a 2 chilometri da Pontida. Dibattito con Luca Toccalini e Massimiliano Romeo. Cena del 40° a partire dalle 19:30, a seguire premi e riconoscimenti con prestigiosi ospiti d'onore. E saranno premiati i volontari che hanno lavorato alla grande Pontida 2024. Carina come situazione, vi piace? Mercoledì 30 ottobre, festa di Palazzago. Luca Toccalini, Massimiliano Romeo, ma certamente tanti ospiti territoriali importantissimi. Sto leggendo il menù. Pancetta, non riesco a proseguire. Ma non potete mettermi ste cose, è mezzogiorno. Pancetta bergamasca su polenta. Guarda che la pancetta già è sulla polenta. Casoncelli e gnocchetti alla zucca. E siamo al 30 ottobre, no? Asino con polenta e salsiccia alla panna. Patatine fritte e zucca al forno, assaggio di dolci, vino e acqua, con servizio al tavolo 25 euro. Cioè, capite, signori, non ho parole. Se siete in zona, fateci un pensierino. È da prenotare questa cosa. È Palazzago, Bergamo, area feste, via Annunciata. Mercoledì 30 ottobre, 40 anni di grande amore. La festa della Lega Bergamasca. Non aggiungo altro se non ringraziarvi per il gentile ascolto. Grazie a tutti coloro che ancora mi stanno scrivendo. Torno, certo. Domani mattina dalle 7:30 alle 9:30, Sammy Varin ancora in rassegna stampa. A domani. Avete ascoltato
potere al popolo.